Ma buongiorno Lorenzo. Ma professor Sempre qua a casa Maggi, tua, sempre a casa ospite. mia, lei Eh, è un visitatore straordinariamente apprezzato. Beh, mi fa piacere vederti sempre più in forma. Passa la settimana e finalmente ti vedo senza bastone. Bravo, bravo, bravo. Beh, in casa, fuori devo sempre usare C'è l'aiutino. Eh sì, come si chiama? Ho talmente rimosso che mi sono fatto male che so che dopo ogni tanto me lo ricordo subito, ovviamente. Come si chiama? La stampella. Ok. La stampella. Allora, visto che a Palazzo Balbi grosse novità, forse mettono mano sicuramente alla Transpolesana che in teoria dovrebbe arrivare finalmente fino a Romea e anche un progetto sulla Romea. Per te è un post pre-regionali o è finalmente una buona notizia? Allora, è sicuramente una buona notizia perché i vertici regionali ci hanno pensato. Però mi faccio una domanda. La riunione avviene nel settembre del 2025. La legislatura finisce nel novembre del 2025. Ma questa è una coincidenza. No. Se questa è guardi, se questa è una coincidenza, io sono Vercingetorige. Vabbè. Lei si ricorda chi era Vercingetorige? Sì, non so di quale che capo era, era degli Uni, no, gli Uni era Attila. Vercingetorige era un meraviglioso, un grande generale o capo dei Franchi. E fu catturato da Cesare e poi fu anche ingannato storicamente, poi ucciso in carcere dai Romani. Però era un grande generale. Vabbè, dopo questa pillola di storia, allora posso chiamare Barbero? No, posso chiamarti Alessandro Barbero? No, Barbero è un nome Barbero è un grande nome tutelato. Cosa succede? La riunione avviene settembre. Ai primi di settembre del 2025, con una legislatura finita, ma la cosa tragica è che tutti quelli che hanno partecipato alla riunione, per ciò che riguarda la regione, nessuno di loro potrà mai fare l'assessore in futuro. È vero che quindi è più o meno il bollino ce l'ha la De Berti. Che secondo me, tra l'altro, la De Berti ha lavorato molto bene. La De Berti è molto brava. Per me ha lavorato molto bene, mi è piaciuto molto, ci ha creduto sulle ciclabili perché non ci credeva nessuno e sta dando i frutti tutto il suo lavoro. Però hai ragione tu, di questi qua assessori non ce ne sarà neanche uno. Non solo, la cosa non proprio... Forse la Mantovani. No, infatti la Mantovani non è leghista, per cui... come leghista. Sono i leghisti, sì. Non possono più. No, non perché è leghista. Non solo perché c'è 2 mandati e la legge lo vieta. Siamo alla fine della legislatura e si parla di una cosa, del collegamento anche con la Transpolesana, eccetera. Allora, allora lei sa bene come l'autostrada Nogara-Mare sia stata uccisa dalle non decisioni della giunta di Luca Zaia. Quindi noi... Quanti sassolini hai nella scarpe tra ieri e oggi? Ne hai qualcuno? Un camion rimorchio. Sì, perché... Un camion rimorchio. Io mi aspetto adesso ti levi un piccolo sassolino. Un camion rimorchio. Pensa con un camion rimorchio quanta strada puoi fare. Vuol dire che ce ne sono anche tante cose da... La richiesta è ovviamente rivolgere allo Stato, in realtà al Ministero dei Lavori Pubblici, quello retto dal ministro Salvini, che metta inserisca la Transpolesana, terminare la Transpolesana fino al mare nelle procedure del Ministero. Ti dico una cosa che forse i nostri ascoltatori non sanno.
pochi si ricordano che qualsiasi decisione prende il governo nazionale, per poter essere inserita nei sistemi di progettazione, deve essere prevista dalla regione di appartenenza. Quindi per poter terminare la Transpolesana fino al mare, Transpolesana che è una strada statale, bisogna inserirla nella progettazione anche della regione perché arrivi fino al mare, fino alla Romea. Questo non è ancora stato fatto. Parlano, ma dovevano andare in regione a dire: me la puoi mettere nella programmazione regionale di terminare la Transpolesana fino al mare? Direbbe Gramsci, precondizione oggettiva per poter finire l'infrastruttura. Questo però non è un sassolino, questo è una bella pietra. Ma fare due camion rimorchi è materiale. Ma ecco perché fanno bene i sindaci ad andarci, ci mancherebbe altro. Anzi, se ne parli che fa sempre bene. Il problema è che quando se ne parla spesso un po' a uffo, senza i piedi per terra, se ne parla e dopo un po' diventa una grida manzoniana, e cioè diventa al lupo, e poi Cappuccetto Rosso non ha più neanche paura del lupo perché non c'è il lupo. Mi piace quando sei pungente. Sindrome da fine legislatura. Diciamo occasione della fine legislatura per poter tirare fuori i programmi, sai quanti ce ne sono. Mi permetto un'ultimissima considerazione. Piste ciclabili. Il Consiglio regionale del Veneto ha perso una grandissima occasione, e cioè quella di intitolare so dove vuoi la pista ciclabile, di intitolare la pista ciclabile, mi pare, non mi ricordo il nome della Giranghi, la Vento, mi pare sia quella. No, non è quella. No, non è quella, è quella. Però al famoso cicloturista che ha inventato il cicloturismo, che è un 300 anni. Allora, il Consiglio regionale c'è stata questa proposta e non è stata accettata. Permettimi, una occasione persa, anzi una brutta figura un po' conclamata. Non si fanno questi errori. Ecco. Dopo questa pillola ti faccio una domanda al volo. Secondo te c'è la possibilità che il centro-sinistra possa portare via il giocattolo al centro-destra in Regione Veneto? No, nessuno. Il centro-sinistra ha una sola possibilità. Quante sono le regioni che votano in questo frangente? Devono essere 2, no? No, sono 5. A novembre? A novembre votano. Che li dividono in 3 manche. No, comunque diciamo, novembre, settembre, ottobre. Okay. Settembre, ottobre, novembre. La Toscana e la vince il centro-sinistra. Il Veneto e lo vince il centro-destra. La Campania probabilmente lo vince il centro-sinistra. La Calabria lo vince il centrodestra, Bari, la Puglia dovrebbe vincere il centro-sinistra. Diciamo che dai sondaggi, diciamo che l'orientamento sembra questo. La Toscana l'abbiamo già detto, le Marche contendibile. Le Marche, il presidente uscente è di centrodestra, di Fratelli d'Italia, però è sempre stato 5 anni un orientamento, 5 anni un altro, 5 anni un orientamento. Quindi diciamo che le Marche sono una regione contendibile, che è una cosa interessante perché dici il Veneto è impossibile. È come l'Emilia Romagna per il centro-sinistra. È possibile per il centro-destra vincere l'Emilia Romagna? Mi pare impossibile. È possibile sembrava che non potesse essere vinto. Ma è un comune. È un comune. Diverso. È totalmente diverso. Totalmente diverso. Lo scopriremo solo vivendo e aspettando le prime elezioni. Arrivederci a tutti. Ciao. Buona giornata.